E lutto cittadino oggi a Chioggia, più di 1000 le persone sedute con compostezza e rigoroso silenzio al capannone dell'ortomercato di Brondolo. Per l'ultimo saluto alla famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel tragico rogo di casa nella notte della Domenica delle Palme. All'interno del capannone le tre bare, una accanto all'altra, tutte identiche con le stesse rose, bianche per Gianni, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni e il loro figlio Davide, 27 anni. In disparte, prima in piedi in un angolo, poi seduto in prima fila, l'altro figlio della coppia, Fabio. Era stato lui a proporre il capannone come luogo per l'esequio dei suoi familiari, visto il forte legame del padre con il territorio clodiense, in particolare con il mondo agricolo e della ristorazione. A celebrare l'omelia il vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. I volti e le storie di Gianni, Isella e Davide ci hanno accompagnato lungo tutta la settimana santa. Il dramma della passione e della morte di Gesù li abbiamo vissuti con loro, abitati dal dolore di Fabio e degli altri familiari. Commovente e molto partecipato il ringraziamento del vescovo di Anina a quanti hanno cercato di mettere in salvo la famiglia con coraggio e amore gratuito, dice. E con tanta generosità hanno chiamato, si sono attivate, hanno cercato di raggiungere con una scala il piano superiore, ma era troppo tardi. Vogliamo tutti dire un grande grazie a queste persone per il loro coraggio, un segno grande di amore gratuito alla vita. Dall'altare anche la commozione degli amici di Isola Verde del camping nel ricordo di Davide, nel cercare di dare conforto all'unico superstite, il fratello Fabio. È sempre stata una persona che non ha mai chiesto niente e che ha dato tutto a tutti. È stata una persona che ha messo a disposizione le sue risorse, i suoi spazi, casa sua, ci ha aperto le porte di casa sua. Esegue anche con le alunne della quinta E di Luisella e con il pianista fuori posto Paolo Zanarella, amico della famiglia, e con tante autorità e il sindaco. Una comunità riunita e sappiamo insomma una tragedia che ha colpito non solo purtroppo la famiglia loro ma un'intera città.